Soluzioni per evitare allagamenti ce ne sono, ma attuarle non è così immediato e richiede un percorso, meglio se condiviso. È il pensiero di Giuseppe Romano, presidente dell'Unione Veneta Bonifiche. A pochi giorni da una inattesa emergenza per molte zone del Veneto, allarga le braccia e spiega come sia la meteorologia, innanzitutto, ad essere cambiata. Passiamo da anni siccitosi come il 2012 ad anni piovosi come il 2013, può darsi che troveremo un'estate altrettanto siccitosa, per cui dobbiamo adeguarci a questo cambiamento climatico che ormai è in essere. Ed il primo passo è, secondo il Presidente, darsi una regolata al momento di costruire nuovi insediamenti. Dal 70 ad oggi abbiamo consumato 4.500 ettari ogni anno, trasformando da terreni agricoli ad urbanizzati, troppo. È evidente che dobbiamo fermare questo tipo di costruzioni, questo tipo di attività, recuperare ciò che abbiamo già costruito e cambiare rotta. Ma dove si è applicata la prevenzione le risposte ci sono state, mentre altrove restano solo ritardi. A monte di Castelfranco ci sono bacini per oltre 2 milioni di metri cubi che vengono invasati, questo ha consentito alla città di Castelfranco di non avere danni, ma poi anche di conseguenza Loreggia, Campo San Piero fino ad Alta Padovana di non avere danni, e questa è la riprova che dove si è programmato e dove si sta programmando le risposte non tardano ad arrivare. Eppure non è così semplice arrivare ad un percorso condiviso. Tutti vogliono i bacini di eliminazione, ma preferirebbero che venissero scavati nei campi di qualche altro comune. Si è fatto un accordo tra Regione, Unione delle Bonifiche e associazioni di categoria appunto per dare quelle risposte e trovare quegli accordi che facilitino queste costruzioni.